Dottor Brollo, al 29 di marzo com'è la situazione qui al Covid Hospital di Jesolo? Oggi al momento abbiamo 55 pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive, 15 nelle terapie intensive. Situazione per quanto riguarda il reparto che coordino è stabile, non abbiamo criticità in questo momento e abbiamo dimesso nei giorni scorsi numerosi pazienti, alcuni già guariti, alcuni clinicamente guariti, il che vuol dire che sono ancora infetti ma clinicamente stanno bene, li abbiamo anche appoggiati presso la Casicura Rizzola che sta collaborando nella gestione di questi pazienti. La media è sopra i 60 anni, però abbiamo anche persone molto giovani, nel senso che abbiamo avuto persone anche di 30 anni e li abbiamo ancora sui 35-40. I giorni scorsi, la settimana scorsa avevamo anche un sedicenne, che per fortuna adesso non abbiamo più. È guarito, è mandato a casa sano. Tempi medi di guarigione? Dipende, le polmoniti diciamo lievi medi almeno 10 giorni, quelle più severe 15-20 giorni. Stare in casa è fondamentale perché purtroppo la trasmissione è per contatto interumano. Anche il Covid Hospital di Jesolo dunque lavora ormai da settimane a pieno regime per fronteggiare l'emergenza sanitaria che ha obbligato il paese a fermarsi. Per sostenere i tanti medici, infermieri, operatori sociosanitari e tutto il personale della struttura, questa mattina la sorpresa degli uomini e delle donne di Protezione Civile di Jesolo, Cavallino Treporti ed Eraclea, il Corpo di Polizia Locale di Jesolo e Cavallino Treporti, la Croce Verde di Cavallino Treporti e l'Associazione Arma Aeronautica di Jesolo, che tutti assieme hanno sfilato lungo il viale d'ingresso dell'ospedale per poi intonare l'inno di Mameli. Cosa ci ha portato a questo? La solidarietà che stiamo dando ai sanitari. Oggi consegniamo di generi di prima necessità, bibite e delle merendine per i sanitari e soprattutto abbiamo portato la nostra solidarietà per il lavoro che stanno facendo. L'idea è nata dalla Protezione Civile di Jesolo che ci ha coinvolto e chiesto l'appoggio e quindi siamo qui tutti insieme. Qualche minuto di pausa dunque per poter manifestare il sostegno, la vicinanza e il ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che stanno operando incessantemente e poi anche per loro è ripresa l'attività di volontariato sul territorio. Terminata questa giornata, questa mattinata le attività riprendono, come vi stanno vedendo impegnati sul territorio? Allora, le attività riprendono, abbiamo ritardato questa mattina nell'avvio di questa sfilata perché abbiamo aspettato il carico di mascherine che arrivava dalla regione, che sono già arrivate, quindi finito qua ci mettiamo subito al lavoro per continuare la distribuzione e lo smistamento.